Pasqua di solidarietà, segno fattivo della fruttuosa collaborazione tra l'Ambrosini e il territorio. Ancora una volta abbiamo chiesto collaborazione ai partner della scuola, ai pasticceri di Favara, di Agrigento, di Raffadali, per un'azione simbolica, per un gesto che probabilmente per chi sta in carcere non è fondamentale, non cambia le loro giornate, non riempie il loro spazio durante il periodo delle festività pasquali. Però è un gesto simbolico di solidarietà, di chi generosamente si spende per gli altri, di chi ha un occhio anche per la sofferenza e per le periferie, le zone più addolorate della società. Abbiamo voluto chiedere aiuto a loro, facendo in modo che il momento dei saluti di Pasqua quest'anno sia addolcito con delle produzioni artigianali che rispecchiano anche le tradizioni agrigentine, favaresi. Ci saranno sulle tavole delle colombe di Pasqua, degli agnellini pasquali che possono essere gustati anche da chi viene da altri mondi, dalle situazioni di extracomunitari che sono presenti nelle nostre classi, e quali potremmo spiegare quali ricette, quali modalità vengono adoperate per preparare questi dolci. L'idea di fondo è sempre la stessa: se il carcere deve cambiare la vita dei detenuti, deve rieducare, deve riabilitare, è fondamentale che noi ci rendiamo protagonisti di gesti che siano esemplari e che dimostrino che davvero cerchiamo di migliorare chi nella vita ha un vissuto particolare, proprio rendendo un esempio concreto di quello che voglia dire mettersi a disposizione degli altri. Come ogni anno, sia per le festività natalizie che per le festività pasquali, gli enti che collaborano con il carcere si organizzano e donano ai detenuti un momento di solidarietà, ma anche un momento in cui possono degustare i prodotti tipici della nostra Sicilia, del nostro hinterland agrigentino. Quest'anno per la Pasqua la professoressa Milena Siracusa, dirigente scolastico dell'Alberghiero, mi ha proposto un'iniziativa interessante e di concerto con il direttore della casa circondariale, il dottore Aldo Di Ralongo, abbiamo ritenuto che fosse veramente qualcosa di particolare. Atto di grande generosità quello delle ditte del territorio, quale la vostra, la di Stefano, che offre le proprie prelibatezze ai detenuti della casa circondariale Petrusa. Sì, abbiamo accolto con grande piacere l'invito da parte della scuola Ambrosini di omaggiare appunto il simbolo della Pasqua, che è le nostre colombe, alla casa circondariale, affinché appunto tutte le persone, anche loro, possano godere di un momento di dolce condivisione. Com'è nata questa bella iniziativa? L'iniziativa è nata da una chiacchierata informale con i professori Vella e Rimini. Così, per caso, affermando: ma chissà se le aziende del territorio possono fare beneficenza. Sì, parliamo della preside. E non è nato tutto. E si è formato questo bel gruppetto di solidali, piuttosto pasticcini,